l'ambiente, l'educazione stradale e tutti gli argomenti che si ritenessero opportuno discutere. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi organizzerebbe periodicamente incontri sui diritti dell'infanzia, potrebbe invitare a scuola esperti di problemi dell'infanzia per trattare problemi specifici, potrebbe realizzare a spese del comune un giornalino dei ragazzi. Io a questo punto la proposta l'ho fatta. I problemi dei servizi sociali, gli operatori dei servizi sociali, uno degli obiettori di coscienza che lavorano presso il nostro comune, ma soprattutto i vostri insegnanti, credo che potrebbero darvi una mano. Credo che sia possibile in questo modo insegnare praticamente l'educazione civica non soltanto sui libri di testo. Quella che vi ho esposto è l'idea appena abbozzata. Vi confesso che non ne ho parlato né col preside né con la vicaria delle scuole elementari e neppure con i docenti. Anche loro sentono adesso come voi ma eventualmente a porre anche a me, al vice sindaco, l'assessore allo sport, l'assessore all'ambiente che sono presenti, eventuali domande. Ciò che non voglio fare. Siamo in chiesa. Anche se sono stati fuori, mi hanno dato fastidio. C'è modo e modo di approfondire, modo e modo di far partecipare la vostra educazione per questa iniziativa. Siete in presenza della Santissima. Per cortesia iniziate a rispettare. Che ci crediamo o che non ci crediamo. Altrimenti, chi mi conosce sa che ciò che mai si passa. Allora, io sono stato chiamato in causa direttamente, quindi non mi posso esimere che sindaco Magia, ma mi piace vederlo più come docente, come educatore, e sia una proposta molto valida. Non ho intenzione di dilungarmi perché i miei ragazzi mi vedono tutti i giorni, mi sentono tutti i giorni, quindi forse diciamo sono stanchi di sentirmi, così pure i docenti. Allora, dicevo, le considerazioni che sono state fatte sono tutte chiarissime, tutte condivisibili, e quindi tutti quanti sappiamo che in molte parti del mondo i diritti dei ragazzi vengono calpestati e molti ragazzi soffrono per moltissimi motivi. La situazione nostra in Italia e anche a Sapri ovviamente non è questa, è molto migliore. Però credo che l'iniziativa di coinvolgere i ragazzi finalmente a gestire le proprie cose o le cose della comunità sia senz'altro un'iniziativa molto positiva. In effetti quello che voglio dire è di questo, che noi solitamente... Buongiorno a tutti! Voglio proporre una cosa, di aiutare tutti questi bambini che sono in mezzo alla guerra e di aiutare tutti i poveri del mondo e di rispettare a tutti la natura. Io sono d'accordo per questa decisione che ha deciso il sindaco
maltrattata, perché i genitori maltrattano i propri figli e li picchiano, ma maltrattare non significa soltanto che questi ragazzi sono finiti liberi, ma molti ragazzi vanno anche in giro sporchi, non vanno a scuola, non gli danno un'educazione giusta, anche questo significa maltrattare. Per tutto questo è nato il telefono azzurro, ma questo telefono si ricevono anche telefonate che non sono valide, perché molti telefonano soltanto perché magari i genitori si danno uno schiaffo, anche perché hanno fatto qualcosa di male.
studenti e quanti altri oggi sono presenti qui nella chiesa parrocchiale. Salutiamo anche il parroco che ci ospita. Eseguiremo oggi una serie di brani del repertorio natalizio. Il concerto sarà diviso in due parti, una parte che si concentrerà soprattutto sulla parte più propriamente liturgica del Natale e un'altra su quella sarà riservata ai canti popolari, diciamo, del Natale. Il coro polifonico Pirugida Palestina di Ales, che è diretto dal maestro Ignazio Cao e oggi sarà accompagnato dall'organista Luigi Cao, l'anno 21 compirà 10 anni di esistenza. È composto da coristi che provengono da diversi paesi della diocesi di Ales ed è il coro della cattedrale di Ales. Non ci capita spesso, dobbiamo dire, di cantare davanti a una platea composta da così tanti giovani e siamo ben contenti di questo e ci auguriamo anzi che questa sia un'occasione per avvicinare molti di coloro che magari per la prima volta si trovano ad ascoltare un concerto polifonico appunto a questo genere che noi amiamo molto, dedichiamo parecchio del nostro tempo libero. Il concerto comincerà con 3 canti che appartengono, diciamo, alla parte ovviamente liturgica della spedizione natalizia. Inizieremo con la Veste Fidelis, tanto che non ha bisogno di grosse presentazioni, è un canto popolare del secolo XVII, nella quale appunto c'è il richiamo ai fedeli a venire ad adorare il bambino che è appena nato. E il bambino visto nella duplice figura di essere umano, quindi proprio di bambino, di neonato, ma anche di futuro dominatore dell'universo, ecco, il re